Francesco in preghiera per il Medio Oriente. Restiamo uniti, ha detto oggi a Bari, per invocare dal Signore del Cielo quella pace che i potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare. Messaggio dei vescovi liguri per l'estate. Le vacanze siano l'occasione per una serena revisione della vita. Poi l'invito a leggere l'esortazione apostolica Gaudete ed Exultate e a cercare momenti di silenzio. Rispetto degli altri ed evitare comportamenti imprudenti. I consigli della Guardia Costiera per un'estate sicura per bagnanti e diportisti. Controlli costanti per verificare il rispetto delle regole. Sono iniziati i saldi estivi, tra mare e spiaggia anche i turisti non hanno rinunciato a fare i primi acquisti nei negozi, aperture prolungate a Chiavari e Rapallo. Tanti amici a sostegno del Comitato Assistenza Malati e dei Frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure, cena benefica all'insegna dell'amicizia e della solidarietà. Torna a Sestri Levante il Blues and Soul Festival, sul palco dell'edizione 2018 la Mike Zito Band e Kirk Fletcher che tornerà a suonare con i Gamblers. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. Papa Francesco e i capi delle chiese delle comunità cristiane medio orientali si sono dati appuntamento questa mattina a Bari per una grande preghiera ecumenica. Il pensiero è andato proprio al Medio Oriente e al suo bisogno di pace. Il servizio di Andrea Capitani. I popoli e le molte persone che vivono situazioni di grande sofferenza. A loro diciamo vi siamo vicini. A Bari, finestra spalancata sul vicino Oriente, città dell'incontro e dell'accoglienza, Papa Francesco in visita pastorale posa il suo sguardo sul Medio Oriente, crocevia di civiltà e culla delle grandi religioni monoteiste. Una regione, ha detto il pontefice, in cui purtroppo sono molteplici i segni di devastazione. Guerra, violenze, distruzioni, occupazioni e forme di fondamentalismo, migrazioni forzate e abbandono, il tutto nel silenzio di tanti e con la complicità di molti. Il Medio Oriente è divenuto terra di gente che lascia la propria terra e c'è il rischio che la presenza di nostri fratelli e sorelle nella fede sia cancellata. Una giornata, quella di Papa Francesco a Bari, iniziata con l'accoglienza dei patriarchi e dei capi delle chiese d'Oriente davanti alla cattedrale di San Nicola. Qui l'abbraccio fraterno e la discesa nella cripta per la venerazione delle reliquie del santo, vissuto tra il III e il IV secolo, amato da cattolici e ortodossi. Il Papa si è inginocchiato, ripetendo il gesto che i pellegrini fanno in venerazione a San Nicola. Aiutato dal rettore della basilica, ha poi acceso la lampada uniflamma, luce a forma di barca che rappresenta la chiesa. Al termine il trasferimento in pullman sul lungomare, dove Francesco ha aperto la preghiera ecumenica per la pace in Medio Oriente. L'indifferenza uccide e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza, ha ribadito. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze. Preghiamo uniti per invocare dal Signore del Cielo quella pace che i potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare. Veniamo sul territorio. Durante le vacanze non fate mancare momenti di silenzio e solitudine. È il cuore del messaggio dei vescovi liguri per l'estate 2018. Parole rivolte soprattutto ai turisti e agli ospiti della nostra regione che in questo periodo arrivano per cercare riposo, distensione e per recuperare le energie. I presuli sottolineano la presenza di sacerdoti disponibili per il sacramento della penitenza e di numerose ricorrenze religiose cariche di tradizione, cultura e incontro, spesso anche nella convivialità delle feste paesane. Per i vescovi liguri questo prezioso tessuto di umanità si estende agli ospiti per un vicendevole arricchimento. L'estate, concludono nel messaggio, sia anche il momento per una serena revisione della vita, illuminata dalla lettura del Vangelo e orientata ai buoni propositi. I vescovi infine consigliano come lettura per le vacanze l'esortazione apostolica di Papa Francesco Gaudete ed Exultate.
Prima settimana di luglio, all'insegna del bel tempo e del caldo, tanti i turisti che sono arrivati per trascorrere il weekend al mare in una delle località del nostro Tigullio. Traffico intenso ma senza particolari problemi sulle autostrade, sulla viabilità urbana, spiagge affollate di bagnanti sulla cui sicurezza, come ogni anno, vigilano gli uomini della Guardia Costiera. Sentiamo. Visto il periodo appunto turistico, quali consigli possiamo dare a chi si appresta a vivere qualche giorno, qualche settimana al mare? Io mi permetto ovviamente di dare consigli sia ai diportisti, quindi chi queste coste le raggiunge dal mare, ma anche ai bagnanti, no? Per quanto riguarda i diportisti, sicuramente è quello di prendere visione dei bollettini meteo, perché prima di intraprendere una qualsiasi tipologia di navigazione è fondamentale sapere le condizioni meteo non soltanto del porto di partenza ma anche di quello d'arrivo. Verificare attentamente l'efficienza del proprio mezzo, quindi che l'unità sia manutenuta, sia in corretto stato d'uso, che sia in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza, perché qualora si dovesse verificare una situazione di emergenza poi è necessario averle pronte all'uso. Mentre invece per quanto riguarda i bagnanti, sicuramente prestare attenzione sempre allo stato del mare, quindi evitare di balneare quando le condizioni meteorologiche non sono favorevoli, rispettare ovviamente gli altri. Prima forse si dava più importanza alla cosiddetta bandiera rossa. Oggi esiste ancora oppure insomma... Assolutamente sì, la bandiera rossa esiste, è disciplinata dall'ordinanza appunto del capo del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure, in questo caso, quindi del sottoscritto, indica, a differenza di quanto qualcuno possa pensare, non che non si possa, come posso dire, fare il bagno, bisogna prestare molta attenzione. Certo, è bene in funzione appunto delle condi meteo, come dicevo prima, perché l'assistente ai bagnanti la issa poi nella sua postazione nel momento in cui percepisce una situazione di pericolo, quindi ovviamente da parte loro e da parte nostra c'è un maggiore impegno, una maggiore vigilanza, ecco il perché di una presenza costante. Però ecco, è fondamentale che il bagnante in questo caso coadiuvi, no? Perché come qualsiasi attività può avere un successo soltanto se il lavoro è di squadra, quindi ci deve essere la disponibilità da parte del bagnante a non porsi in condizioni di pericolo, quindi prevenire situazioni di pericolo e la pronta risposta dei soccorritori, siano essi pubblici o privati. Caduta di calcinacci da una palazzina di via Mameli. Oggi nel primo pomeriggio a Rapallo un detrito ha colpito un passante ad una mano. Per fortuna si è trattato di una ferita lieve. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo, l'autoscala dei pompieri di Chiavari, i vigili urbani e il 118. La strada è stata chiusa per 2 ore dalle 12:20 alle 14:20 con il traffico deviato su via Ferretto. E questa mattina in Liguria hanno preso il via i saldi estivi. A Chiavari e Rapallo questa sera aperture prolungate dei negozi per permettere alle persone di effettuare gli acquisti approfittando delle temperature più gradevoli. Già questa mattina però qualcuno ha lasciato la spiaggia per fare i primi affari. Quest'anno siamo andati a vedere a Sasti Levante. Saldi stamattina o semplici acquisti? Stamattina acquisti usufruendo dei saldi. Un giro sui saldi prima di andare in spiaggia? Sì, anche visto il tempo approfittiamo. Siamo già andati in spiaggia, abbiamo preso i lettini in prima fila e adesso, visto che non c'è il sole, ci dedichiamo a fare un po' di shopping. Uno sguardo così in generale o andate mirati su qualche acquisto che avete già adocchiato? No, andiamo in generale perché cogliamo le opportunità. Tiene monitorato il prezzo prima di acquistare, prima e dopo il saldo? No, non lo faccio quasi mai, mi piace andare nei negozi dove comunque mi servo anche al di fuori dei saldi, per cui parto a colpo sicuro. Che aspettative ci sono per questi saldi? Si spera di lavorare tanto e Primo giorno gente ce n'è in giro? ce n'è abbastanza, speriamo che entrino e si lavora. Buon lavoro. Grazie mille. Di dove siete? Veniamo da Milano. Vacanza? Sì, in vacanza. Abbiamo portato la svedese al mare. Dalla Svezia? Sì, dalla Stoccolma, sì. Com'è Sesti Levante? No, è bello, sì. Hai visto qualcosa sui saldi, qualche acquisto? Sì, qua costumi da bagno, sì. Acquisterai? Sì, nel pomeriggio prima devo tornare nella macchina a prendere il portafoglio. Ci vuole Esatto, sì, purtroppo sì. Poi mare? Poi mare, sì, mare. Saldi, ha già in mente qualcosa? Sta solo guardando? No, sto solo guardando. Al momento stiamo solo guardando. Penserà di acquistare tanto, poco? Che idea ha?
Non so, ancora non so perché in realtà non ho bisogno di nulla, poi vediamo, se c'è qualche occasione spendiamo, se no niente. Poi comunque non lo diciamo adesso perché poi si sentono i mariti, è meglio evitare. Dotare i semafori disestri rilevanti di un segnalatore sonoro per consentire ai portatori di disabilità visiva un attraversamento pedonale più agevole e sicuro. Lo chiedono con una mozione i consiglieri comunali Marco Conti e Giampaolo Benedetti, i quali invitano l'amministrazione ad attuare il documento approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale del 25 novembre 2016. Ora i consorzi irrigui. Il consigliere regionale di Forza Italia, Claudio Muzio, torna a chiedere con un'interrogazione a risposta immediata una soluzione in tempi certi e ragionevoli alle gravi problematiche sorte con il nuovo metodo di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari. Il documento invita la Giunta a rispondere agli impegni assunti nello scorso mese di ottobre, quando l'assessore Giacomo Giampedrone aveva annunciato l'intenzione di rivedere la normativa vigente con l'obiettivo di rendere sostenibili gli importi dovuti dai consorzi che oggi ricorda Muzio, possono ritrovarsi a pagare fino a 10.000 euro. Il commissario straordinario del comune di Lavagna, Paolo Dattilio, è stato recentemente nominato prefetto di Massa Carrara dal Consiglio dei Ministri. Lascia l'incarico di direttore centrale dei servizi demografici al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. La prefettura di Genova, che ha confermato la notizia, spiega anche che Dattilio non lascerà l'incarico di commissario a Lavagna. Torniamo a Rapallo, è in corso la 19ª edizione di Tigullio Expo. A causa dei lavori sul lungomare i banchi sono allestiti nel centro storico e lungo i giardini dei partigiani e i giardini verdi. L'iniziativa si terrà sino a martedì 10 luglio. Sentiamo l'intervista al presidente dell'associazione Il Cuore. Novità di quest'anno? Devo dire la qualità degli eventi, siamo migliorati molto e sono eventi del territorio, li vedrete, presentazione di libri, premio Bontà, che anche questo è una tradizione, il premio di giornalismo Scrivo con il Cuore, tutte cose da seguire che sono interessantissime e anche frutto del territorio, quelli che sono un po' i tesori nascosti culturali del territorio. Abbiamo cercato di tirarli fuori, metterli in questi pomeriggi di cultura che si fanno all'Oratorio dei Bianchi, a cui tutti sono invitati, ingresso gratuito e rinfresco alla fine. Cerchiamo sempre di mantenere un'eccellenza nell'offerta, questo è il mercatino artigianale che quindi è caratteristico, poi come gli anni scorsi ci sono delle eccellenze da scoprire e la parte gastronomica e la parte anche di spettacolo non mancano. Ecco. Rapallo ma non solo, si parla di Tigullio. Tigullio Expo è proprio nel suo nome indica che è l'espressione del Tigullio, vorrei che fosse questo, l'espressione del Tigullio, non deve essere di Mauro Barra, di Rapallo, ma deve essere un qualcosa di comprensione reale. Mi piacerebbe dare questo messaggio, che questa manifestazione che è arrivata alla 19ª edizione, e giuro che per arrivare alla 19ª manifestazione a Rapallo vuol dire che qualcosa c'è dietro. Allora a questo punto mi piacerebbe che questa manifestazione infettasse un pochettino le città vicine, e quindi poi diventasse una collaborazione con Santa Margherita, diciamo da Portofino fino a Sesti Levante, in modo che la location chissà che non possa essere spostata, perché non è detto che dobbiamo fermarci qua, sarebbe carino un giorno farla itinerante, ecco, sarebbe molto bello questo. Tra gli appuntamenti di Tigullio Expo in programma per domani segnaliamo alle 17:30 all'Oratorio dei Bianchi la presentazione del libro 1980-1990, gli anni della rinascita. Sarà presente l'autore Mauro Cordano. Alle 18:30 sempre in oratorio la conferenza sul tema Voci dal silenzio, il Tigullio quale laboratorio di eccellenze letterarie nascoste, a cura di Giovanna Arrighi e presentata da Giorgio Caralis. Cambiamo tema, solidarietà e amicizia hanno caratterizzato la cena organizzata a Santa Margherita Ligure dagli amici del CAMT. Oltre un centinaio di persone ha risposto alla chiamata per aiutare il Comitato Assistenza Malati Tigullio e i frati del convento dei Cappuccini Sammargheritesi. Vediamo. Hai messo insieme anche gente che ha cotto ad esempio l'assado, abbiamo scoperto che è di Favale.
Abbiamo un po' messo insieme il Tigullio qua per fare questa festa qua. Io vabbè sono fontanino, gioco in casa magari con la Fontana Buona, però c'è veramente tutto il Tigullio qua e per il CAM si aprono porte che sono impensabili. Anche a Santa, dove abbiamo comunque avuto un grande supporto dal comune, col patrocinio, con i posteggi, il sindaco è veramente stata una persona anche lui straordinaria, abbiamo una persona, cioè tutto l'insieme è stato un aiuto per realizzare questo evento qua che è un po' particolare. Ecco. Qui stasera accade un quasi miracolo, cioè è difficile organizzare una serata di questo genere, ci vogliono delle persone coi fiocchi e il gruppo degli amici del CAM sono persone coi fiocchi. Solo con loro sono un'armata, sono una corazzata, come ti posso dire, e quindi puoi fare delle battaglie e le puoi vincere, e questa è una di queste. Voi però avete aperto non solo il cuore ma anche le porte. Abbiamo aperto le porte, vorremmo spalancare addirittura le porte del nostro cuore, perché anche il contatto con voi ha messo in evidenza come c'è un mare di sofferenza al quale prestare attenzione. La solidarietà tra noi persone umane è un patrimonio che non si deve assolutamente perdere, ognuno di noi ci mette la sua piccola parte. In fondo la cena di questa sera, bellissima, in questo scorcio di firmamento che si è trasferito in terra con queste luci che gli amici del CAM hanno voluto approntare, in realtà ricolma di gioia le nostre persone e di speranza. Forse il mio grazie più vero è questo. Grazie per aver risvegliato con questi momenti la speranza nei nostri cuori. E a Santa Margherita Ligure prosegue Notti Magiche, la mostra di maglie originali di giocatori di oggi e del passato, insieme agli incontri con i calciatori che sono stati i protagonisti dei mondiali. La mostra è aperta sino al 31 luglio al Castello Cinquecentesco. Ad inaugurare l'esposizione un azzurro campione del mondo del 1982, Antonio Cabrini. Vediamo. Che effetto fa vedere questa mostra allestita molto bene con tutti voi campioni? Ma fa sempre effetto, perché comunque anche noi che abbiamo giocato per tanti anni a livello di nazionale, quindi abbiamo visto migliaia di maglie, e quando vedi questi musei c'è sempre da imparare, perché ci sono delle cose che magari non hai mai visto, e quindi fa sempre un certo effetto, è sempre molto apprezzabile. Ha suscitato qualche ricordo particolare vedendo qualche giocatore giù di sotto? Beh sì, no, vedere le maglie di Pelé e di Cruyff suscita sempre un grande interesse, perché sono comunque, io penso che siano dei capostipiti del calcio mondiale che hanno dato moltissimo, e nell'arco di un secolo penso che ne siano stati molto pochi questi, e due di questi sono sicuramente Pelé e Cruyff. Quando nasce questa passione? La passione è nata nel 1996, quando un caro amico Matteo mi ha regalato una maglietta dell'Inter, e accorgendomi che le magliette indossate ai giocatori sono diverse dalle magliette vendute nei negozi, e avendo io un'ampissima passione verso il calcio, ho iniziato a appunto vedere queste differenze e innamorarmi del fatto che oggetti che io avevo in mano erano unici rispetto a oggetti commercializzati nei negozi. Vediamo proprio maglie e foto di campioni. Sì, abbiamo voluto fare un po' la storia del mondiale, a partire da un'Italia molto rara del 1938 in nero, che l'Italia andò a giocare contro la Francia, e quindi appositamente in un periodo di guerra nel 38, di preguerra nel 38, era già una sfida che Mussolini aveva voluto lanciare alla Francia, in avanti. Quindi abbiamo la maglietta del 62 di Rivera, che era proprio l'esordio, la seconda partita è stata proprio il mondiale del 62, per passare a Messico 70, 74, 78, 82, fino ad arrivare per l'appunto ai tempi nostri con la maglietta di Grosso e di Buffon del mondiale del 2006.
La mostra è aperta tutti i fine settimana, venerdì, sabato e domenica dalle 16:30 alle 21 al Castello Cinquecentesco. Si conferma l'edizione estiva del Blues and Soul Festival a Sestri Levante, il programma martedì prossimo 10 luglio con la 28esima edizione, ma c'è anche un'anteprima per gli appassionati lunedì sera al Villaggio del Ragazzo con una masterclass di chitarra. Sentiamo. Gli ospiti sono la Mike Zito Band, tutti texani, una band davvero straordinaria che non capita spesso di vederla in Europa, non dico soltanto in Italia, e Kirk Fletcher. Kirk Fletcher è un chitarrista che sta suonando attualmente, che è uno dei più grandi nomi al mondo, e ne cito soltanto uno, il signor Bonamassa, che è davvero considerato uno dei migliori in assoluto. In più Kirk Fletcher ha accompagnato sempre, quando esce all'estero, Ramazzotti nei suoi tour internazionali. È il chitarrista che Ramazzotti vuole e si porta con lui. Quest'ultimo chitarrista sarà anche protagonista di una masterclass, una lezione in diretta a cui sono invitati tutti i giovani del Tigullio, non solo i giovani. Assolutamente sì. Alle 9 di sera del 9 di luglio, lunedì, presso il Teatro di San Salvatore, il CAP, di Cogorna, un teatrino molto bello che si presta a questo tipo di iniziative, il signor Kirk Fletcher mostrerà alcuni aspetti suoi della sua tecnica chitarristica, e naturalmente sono invitati tutti i chitarristi della zona. Per un giovane che fa musica e che magari non era neanche nato quando è nata la prima edizione del Blues and Soul Festival, che senso ha, che significato ha questo evento? La fortuna di poter partecipare al Festival Blues di Sestri Levante e anche appunto toccare con mano le realtà che sono nate dal festival, che l'hanno fatto nascere e che da lì sono cresciute, sono anche uscite fuori in tutta Europa e in tutto il mondo. Avremo i Gamblers che appunto suonano in tutta Europa, addirittura Ghitarrei e Gabriele Delle Piane hanno aperto il concerto di Bruce Springsteen dell'anno scorso. In più quest'anno è il 30° anniversario dell'uscita di questo disco, che è forse uno dei nostri più grandi orgogli locali. Gli Hot Bibbins. Esatto, gli Hot Bibbins, di cui fa parte Dillo, Luigi Di Lorenzo, e insieme a Ghitarrei e a Andrea Costanzo hanno un po' dato il via alla tradizione blues di Sestri Levante e della Liguria. Vediamo alcuni appuntamenti per domani. Intanto si concludono le feste mariane in diocesi. Alle 10 in cattedrale a Chiavari si terrà la messa di ringraziamento per la Società Operaia Cattolica. Al santuario di Montallegro a Rapallo invece alle 10:30 la messa del Vescovo con il rito dello scioglimento del voto. A seguire la processione con il quadretto della Vergine e la benedizione della città. Il momento della messa sarà in diretta sul canale 15 di Telepace. Domani la comunità di Santa Margherita Ligure festeggia a San Siro, la messa alle 10:30 celebrata dal vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini. Alle 21 il Vespro guidato da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro. Seguirà la processione. Domani alle 23 ci sarà anche lo spettacolo pirotecnico. Festa patronale di Nostra Signora della Visitazione, sempre domani a Varese Ligure, alle 10:30 la messa presieduta da Monsignor Ernesto Luigi Palletti, vescovo di La Spezia, sarà amministrata la cresima da alcuni ragazzi della parrocchia. Alle 21 i Vespri e la processione alla presenza dell'Arcivescovo di Genova, il Cardinale Angelo Bagnasco. E ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace con tutti gli altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 8 luglio. Torna l'appuntamento con il mercatino dell'antiquariato a Chiavari. Le bancadelle saranno allestite nel centro storico dalle 8 alle 20. Raccolta straordinaria di sangue per l'Avis Comunale il San Colombano. L'autoemoteca sarà dalle 8 alle 12 in piazza San Severino di Borzonasca. Giornata finale del 10° raduno dei Rapallini con il pellegrinaggio al santuario di Monte Allegro. Partenza alle 8:30. L'Osservatorio Raffaeli organizza un'escursione al Monte San Nicolao di Pietra Colice. Ritrovo alle 9 nel parcheggio di Nostra Signora della Guardia, di Verva a Castiglione Chiavarese. La 23esima Fiera dell'Agricoltura si svolge in località Frisolino, nel comune di Ne. Dalle 10, Fiera di prodotti agricoli e artigianali della Val Graveglia. In serata, cucina con piatti tipici e ballo con l'orchestra. Posidonia Green Festival a Recco, dalle 12:30 escursioni di avvistamento cetacei, a seguire laboratorio per bambini e la sera incontri con proiezione cinematografica.
Visita guidata nella chiesa di San Lorenzo della Costa di Santa Margherita Ligure. Dalle 17 verranno presentati alcuni capolavori dell'arte fiamminga, come il Trittico di San Andrea. Serata di cibo e musica per promuovere le attività sul territorio della Croce Rossa di Sesta Godano. Dalle 19 nel Parco Comunale San Robertini. Un'opportunità per apprezzare gli ex voto marinari del santuario di Nostra Signora del Boschetto a Camogli. Alle 21 il Magnificat di Alda Merini con Arianna Scommegna. E infine alle 21:15 concerto degli New Quartet in piazza 27 dicembre a Zoagli. Passiamo adesso agli appuntamenti in agenda per lunedì 9 luglio. Incontro informativo per la cittadinanza di Chiavari in cui sarà illustrato il progetto di riqualificazione dell'architetto Stefano Bottaro. Saranno presenti il sindaco e i consiglieri di maggioranza. L'inizio è alle 19 in Piazza del Buono. Inizia la rassegna Tigugliana Incontri a Rapallo con l'appuntamento insieme ad Antonio Caprarica alle 21:20 a Villa Porticciolo. All'Anfiteatro Bini di Santa Margherita Ligure, la Filarmonica Colombo, diretta da Alessandro Cardinali e 9 giovani cantanti allievi, proporranno un concerto di grandi canzoni del cinema. Inizio alle 21:30. 15 squadre, 80 partecipanti e 27 partite sono i numeri della quinta edizione del torneo Polverone organizzato dal Centro Sportivo Italiano. Lo stadio che ospita l'iniziativa è quello di Sant'Andrea di Rovereto. 3 i tornei in calendario, vedete le foto. Quello per i ragazzi delle elementari dal 2008 al 2012, il torneo senior dal 2007 in poi, compresi gli adulti, e il torneo femminile per tutte le età. Le partite si svolgeranno ancora nella giornata di domani, 8 luglio. In conclusione una notizia di servizio: a Cicagna, per eseguire lavori di ricostruzione di un tombino stradale, la circolazione veicolare sulla provinciale 85 di Verzi sarà interrotta continuativamente da lunedì prossimo, 9 luglio, fino a giovedì 12 luglio. Era l'ultima notizia del telegiornale, ci ritroviamo lunedì, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, buona domenica a tutti.